Ciao ed eccoci qui per un nuovo wiki vlog. Allora, inizio mostrandovi cosa faccio oggi per pranzo, perché in teoria oggi pomeriggio, se il meteo lo permette, perché c'è un po' di nebbiolina, si pensava di andare o Treviso o verso la neve, giusto per fare un giretto, però è tutto per aria, non sono sicura, perché anche a Treviso c'è il mercatino fino al 9 gennaio, per cui andandoci oggi, che sarebbe il 2 gennaio, si vedrebbero ancora delle bancarelle natalizie. Però vediamo se riusciamo ad andarci, perché andando a Treviso dobbiamo andare in giù e se c'è nebbia qui, in giù c'è ancora più nebbia. Per cui adesso vediamo cosa combiniamo. Vi faccio vedere cosa sto preparando per pranzo oggi. Il radicchio, la salsiccia e la zucca sarebbero l'idea per fare un risotto. Tutto è partito perché vorrei finire la zucca, che è già 3-4 giorni che è dentro il frigo, per cui per finire la zucca ho pensato di fare questo risottino. Qui la salsiccia l'ho scongelata al microonde, la sgretolo, per cui ci tolgo l'involucro, la sgretolo, la butto qui nel radicchio e ci faccio il risottino. Come vi dicevo, è questa la situazione meteo. Vediamo se avanti le 2 la nebbia un po' si dirada e riusciamo ad andare, perché sembra che da quel lato voglia uscire un po' più chiaro. Il meteo è quello che è, come vedete. Qui c'è una macchina che vuole parcheggiare a fianco, c'è un po' di nebbiolina, non siamo più andati a Treviso, sono qui da sola al mercatino di Castelfranco, giusto per fare 2 passi. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells. Ed ecco tutta la mia spesa fatta al mercatino. Allora,
Beh, qui ho preso un salame stagionato e due formaggi, uno mezzano e uno più stagionato per poterlo anche grattugiare. Di qua ho preso altre due marmellatine, questa volta ho preso allora more e ciliegie se non erro, esatto. Avevano anche i biscottini alle mandorle, per cui ho preso anche i biscottini alle mandorle. Questa parte qui centrale ve l'ho lasciata per l'ultima, perché non mi è piaciuto quanti soldi che ci ho dato, perché di 12 maccaron e di questo panettone ci ho dato 50 euro. Spero che siano buoni, perché veramente è la cosa più costosa, non me l'aspettavo di spendere così tanto, anche perché vedete il panettone quanto è grande, cioè è veramente piccolino. Mi ha detto che è una novità di quest'anno, praticamente c'è nocciole, cioccolato gianduia e all'interno c'è caramello e vaniglia, qualcosa del genere, e qui c'è un misto di macaron. E adesso mettiamo tutto in frigo. È da un pezzo che non mi metto qui in questa postazione così a raccontarvi della mia spesa. Sono appena andata da Cadoro e qui c'ho lo scontrino bello lungo, ci ho lasciato lì 74 euro e 64 centesimi, non so se la videocamera lo legga, ma mi sembra di no, non ne sono sicura. Comunque sono anche passata in tabaccheria a pagare il bollo auto e mi sono anche presa, vi alzo un po' perché mi sembra che sia troppo, mi viene da cucciarmi, per cui provo a alzare un po' la visuale. E ho preso anche delle mascherine FFP2 per il discorso che cominciano a parlare di queste mascherine un po' d'obbligo sui bus, sui treni, per cui per sicurezza ne ho prese due, e però 1,50 euro l'una tanto per dire una. Allora, però adesso iniziamo con tutto quello che ho preso per questa spesuccia. Allora, per quanto riguarda le bibite, ho trovato una coca, ma no coca zero, dovrebbe essere coca normale, questo qui con il tappino rosso. Poi ho trovato questa Pepsi Max gusto senza zucchero e ho deciso di provare ad assaggiarla, visto che proprio non c'era la coca zero. Ve ne prendo una, però ho preso 3 Pepsi così piccole. Poi ho preso dell'azienda olearia del Borgo olio DOP Umbria Colli Orvietani, questo olio che io di solito lo uso per condire la verdura, e anche se faccio certi sughetti per la pasta, tipo il sughetto col pomodoro oppure qualsiasi sugo, ci aggiungo sempre un po' d'olio, giusto per dare quel gusto in più. Ho ripreso il riso, volevo il riso Carnaroli, però non c'era, cioè c'era il riso Carnaroli ma non di questo marchio, visto che questo marchio, l'azienda agricola è da un'ora di strada, da qui è da un'ora di strada, quando c'era ancora la possibilità di fare le manifestazioni sagre nella libertà. Questa azienda faceva la chiusura o l'apertura adesso dell'anno, comunque in primavera facevano la festa del riso e ci andavamo ogni volta prendevamo il riso, stesso marchio, lo prendevamo proprio dall'azienda perché c'era anche il banchetto da vendita. L'unica cosa era che lì trovavamo anche il Carnaroli. Qui da Cadoro, di questa azienda agricola, fattoria del Garzador, riesco a trovare solo il vialone nano, per cui prendo il vialone nano al posto del Carnaroli.
Arance, visto che ho trovato le Navel, questa volta le ho prese, io le riconosco dal culetto che è fatto così, non so se riesco a spiegarmi. Poi allora, quando vado all'ipermercato trovo c'è una grandissima scelta di questo tipo di pane, due basi pinza, spero che si dica così. Comunque all'iper l'ho sempre guardato e non preso, anche se qualche volta mi veniva proprio da buttarlo nel carrello, poi pensavo non so che gusto c'abbia. E questa volta da Cadoro mi sono lasciata convincere a prenderlo. Allora, servirebbero per fare questo, praticamente c'è la base di pane, io dovrei aggiungerci il pomodoro e la mozzarella, perché qui dietro ci sono anche delle ricettine, perché c'è la classica solo con il pomodoro e la mozzarella, oppure broccoletti, salsiccia, radicchio e gorgonzola, per cui come idea di ricetta si può mettere un po' sopra qualsiasi cosa, però l'unica cosa è che sono due, per cui un po' pesantuccio, perché secondo me noi ne mangiamo una sola. Allora mi è venuta l'idea di prendere eventualmente una, seguo la ricetta come me la indicano, dopo l'altra posso congelarla ed utilizzarla come un classico pane, sempre però valutando se mi piace la prima versione, quella condita, diciamo. Comunque ho preso questo tipo di pane perché c'è anche scritto che ha una lievitazione da 72 ore di maturazione, per cui doppia maturazione per una massima digeribilità, per cui come indicazioni dovrebbe essere fatto anche bene questo pane, per cui speriamo bene, perché sinceramente è da un pezzo che non mangio la pizza, a parte quella che ogni tanto prendo i trancetti di pizza che trovo al supermercato o panificio, però proprio pizza vera e propria presa anche dalle pizze da sport è da un pezzo che non la mangio. Sono arrivati i crostoli. Allora ce n'erano di due o tre versioni. Allora, due versioni fatti piani così, stirati in questo modo, solamente che uno aveva lo zucchero semolato e uno aveva lo zucchero a velo. Io ho preso questo con lo zucchero a velo. Poi ce n'era un'altra versione che invece erano del tipo fettuccine e che avevano anche un altro nome che io adesso non me ne ricordo, che avevano però il zucchero a velo, se non erro a ricordare. Ma a me mi ha ispirato la classica, io le chiamo chiacchiere, qui c'è scritto crostoli, comunque c'è scritto proprio del marchio Cadoro. E insieme ai crostoli non potevano non arrivare le frittelle. Ne ho prese di due versioni, queste qui erano già confezionate e sono le classiche frittelle all'uvetta, che ho di solito quelle all'uvetta, io quando le prendo mi durano anche 2 o 3 giorni, perché non hanno la crema che c'è la necessità di mangiarle in fretta, per cui con l'uvetta, ok, perdono un po' di morbidezza, diventano più stopacciose, più dure, però sono mangiabili lo stesso. E visto che siamo in tema di frittelle, qui dentro sto aprendo il sacchetto, come vedete ho preso proprio quelle lì con la crema, ne ho prese 8. Penso che siano più che sufficienti per avere il primo stuzzichino di frittella, e tenete conto che proprio oggi è andato a finito il penultimo panettone, ne ho un altro mezzo che è un po' faticoso da mangiare, me l'hanno regalato, per cui io di solito prendo i panettoni che mi piacciono e riesco a mangiarli, poi quelli che mi regalano li tengo un po' lì alla lunga perché non sono di solito gusti scelti da me, per cui sono un po' titubante come gusto se mi piacciono oppure no, perché vi devo dire che come panettoni non tutti mi soddisfano.
Comunque abbiamo già iniziato con le frittelle. Poi ho preso questa confezione di zucca già tagliata. Allora, io sinceramente l'ho presa pensando di metterla in forno e di cucinarla al forno, visto che sono già pezzetti già tagliati. Evito la rottura di doverla rompere, pulire. Questa è già pulita, devo solamente metterla in forno e cucinarla. Della Pompadour ho preso l'infuso frutti di bosco e vitamine. L'avevo già assaggiato, se non ricordo male, non mi sembra che mi fosse tanto piaciuto, però ho voluto riprenderlo visto che in mezzo ad altri tè cambia un po' di gusto. Poi ho preso questi due contorni. Allora, questo è proprio un contorno, sono delle erbette alla contadina, ma tenete conto che da oggi che le ho prese hanno la scadenza tra 8 giorni, per cui ho tempo sia di decidere con cosa mangiarle che eventualmente perché mangiarle semplicemente così no. Di solito lo uso come contorno a qualcos'altro, o della carne o gli hamburger vegetali, perché ho in frigo anche delle polpettine vegetali, per cui vegane, vegetali, per cui potrei eventualmente abbinarli a quello, oppure abbinarli a dei Wooster. Le uso così come contorno, mentre questi qui involtini di radicchio sono un po' più particolari. Sarebbe sempre l'idea di utilizzarli come contorno, però si possono mangiare liberamente anche così, secondo il mio punto di vista, perché sono arrotolati nella pancetta, ma all'interno hanno anche il formaggio, per cui di per sé secondo me rappresentano già un piatto a parte proprio per loro, per cui sinceramente stavo quasi pensando per questa sera di mangiare questi tre, così si mangia leggero, questi tre radicchietti, e poi di mangiarmi le frittelle. Brodo. Allora, del mio brodo della Star ho preso quello di manzo e quello di pollo, così cambio un po' di gusto, perché sennò prendo sempre lo stesso, per cui ho deciso di provare a cambiare gusto, anche se ultimamente praticamente vado un po' ad occhio. All'inizio guardavo di utilizzarne mezzo e così sapevo che mi bastava 2 volte. Adesso vado un po' ad occhio e ci aggiungo mezzo bicchiere d'acqua, giusto per allungarlo un po', e vi devo dire che è buono anche così. In riferimento della pinza che vi ho fatto vedere prima, del pane confezionato che vi ho fatto vedere prima, ho preso questa mozzarella già grattugiata, vedete che è già tagliata a pezzettini, eventualmente da spalmarci sopra, visto che il pomodoro ce l'ho, la confezione di pomodoro ce li ho. Mi mancava un po' il discorso del formaggio, perché sono riuscita a liberare il frigo da tutti i formaggi che c'erano. In questi giorni abbiamo un po' mangiato il formaggio più vecchio e sono riuscita a liberarmi il frigo. Praticamente io ieri che vi ho fatto vedere al mercatino di Natale che avevo preso il formaggio, l'ho preso fresco perché realmente mi serviva, perché in questi giorni sono riuscita a liberare un po' il frigo, che ci stava che l'acquistassi. Come novità indicata dal negozio c'erano queste mini confezioni di ravioli. Allora, sono tortellini, solamente che questo è alla carne, mentre questo è al prosciutto crudo. Sono quelle confezioni piccole da 125 grammi. Per
usarli come da fare in minestra. Secondo me sono la quantità ideale, visto che hanno anche la scadenza abbastanza lunga. Li ho presi entrambi perché scadono a metà marzo, per cui fate conto che c'ho tempo di utilizzarli. Colazione, ho preso le mie solite sfogliatine, io le chiamo sfogliatine, sono gallette di riso rettangolari con sopra il cioccolato, e io di solito le uso come colazioni con sopra il miele. Una confezione di latte da mezzo litro. Qui ogni tanto parte la caldaia, ogni tanto parte il termoconventitore, ma è l'unico posto dove mi sento più tranquilla di riuscire a fare questo video, perché se mi metto in cucina e i vicini senza educazione o vanno su e giù per le scale che vogliono fare la maratona, oppure si siedono di fuori e non considerano che c'è una casa vicina, per cui dovreste sentire rumori ancora più peggiori del riscaldamento e del termoconventitore che partono a ripetizione. Del marchio Biraghini ho preso questi snack. Allora, di questo marchio io utilizzo il grana, quello già grattugiato, e ho visto che mi è piaciuto e mi ha incuriosito questi bocconcini di grana, visto che ultimamente ho delle volte la frutta secca e delle volte il formaggio. Mentre sto preparando il pranzo mi viene da stuzzicare qualcosa, per cui ho deciso di provare a prendere anche questi stuzzichini. Li ho presi anche comunque per curiosità di assaggiare com'è questo tipo di formaggio messo in questi quadrettini così. Per finire, come ultimi due prodotti, allora ho preso del marchio Montello d'Amico le lenticchie. Queste le ho assaggiate l'ultimo dell'anno. Io ci ho aggiunto il soffritto, per cui sedano, cipolla e carota, e ho preso queste lenticchie, aperto il vasetto, le ho scolate su un scolapaste, le ho lavate sotto l'acqua, le ho buttate in pentola e in 10 minuti erano già pronte, giusto il tempo che il soffritto si cucinasse, e io le ho trovate buone, per cui ho deciso di riprenderle. Mentre su questa mano ho delle cipolline. Allora, nella spesa non mi ricordo più del vlog precedente, so che avevo preso delle cipolline in aceto balsamico di Modena, però li devo ancora aprire e non so se mi piacciono. E visto che da Cadoro c'erano queste cipolline boretane in aceto di mele, ho deciso di provare a prenderle. Non ho la più pallida idea se siano buone o meno, perché ho finito una confezione di cipolle che sono andate mangiate volentieri, che era lo scalogno in agrodolce. Però questo scalogno mi accorgo che lo trovo solo alla Famila. Ultimamente non sono di strada di andare alla Famila, per cui ho provato a prendere altri marchi, però vi devo dire che quando ripasserò alla Famila devo ricordarmi di riacquistare queste cipolline che sarebbero i cipollotti in scalogno in agrodolce, perché ne erano andati mangiati volentieri. Però proviamo anche altri gusti. Ok, io con questo svuota la spesa pensavo di chiudere questo video in modo di farvi vedere un po' di mercatini e un po' di svuota la spesa, anche perché domani non ho granché da fare, perché dovrei andare a prendere il giornale, l'unica cosa che mi manca, che so che è disponibile da domani. Poi giovedì sarebbe il giorno della... Poi aspettate, domani è martedì, poi mercoledì non credo di riuscire ad andare da nessuna parte perché mettono pioggia, e per cui credo di evitare di
di andare in qualche negozio, anche perché non, anche se stanno per iniziare, se in questo periodo, quando voi vedrete questo vlog, gli sconti già ci saranno, e per cui però io non ho niente da prendere, a parte farmi un giro da Kiko e prendermi dei pennelli da utilizzare su nello studio, ma sono cose mie, diciamo tra virgolette, di lavoro, che mi servono per quando faccio i video make up, i video trucchi, per cui pensavo di fare un giro da Kiko quando ci sono gli sconti con il prodotto scontato e prendermi un paio di pennelli. Però non ho la più pallida idea, ora come ora che sto registrando questo video, gli sconti non sono ancora partiti, ci mancano 2 giorni. No, aspettate, ho un giorno, perché dovrebbero partire il 5 di gennaio, oggi siamo il 3, per cui io pensavo di prendere questi pennelli sugli sconti di Kiko, però sono un po'... devo un po' vedere che tipo di sconti che mi fanno, perché a me di per sé manca un tipo di pennello, però non so se Kiko nel periodo di sconti faccia il prendi 6 paghi 3, che di solito so che fa anche questo tipo di promozioni, per cui ho un attimo da valutare che tipo di promozioni che mi propone anche Kiko, perché se devo prendere 6 prodotti per pagarne 3, devo un attimo capirmi anch'io cosa eventualmente aggiungere, perché so che mi serve una cosa, però da una cosa non significa che mi servono le altre 5, per cui devo un attimo capirmi se eventualmente prendo qualcosa con questi sconti oppure no, perché sinceramente io non ho niente di particolare da dover prendere nel periodo degli sconti, anche perché ok, se vedo quel prodotto che mi piace, però in teoria durante gli sconti non è che ci sono nuovi arrivi, per cui non credo proprio di prendere niente, considerando che di solito i miei acquisti come maglioncini li faccio da Piazza Italia, ma visto che prima di Natale ho già preso qualche maglioncino che secondo me non ha un prezzo eccessivo, perché con 15, 16, 17 euro riuscivo a prendermi un maglioncino e mi è andata più che bene così, per cui io ora come ora punterei di più a prodotti primaverili, ma anche lì sono un po' titubante per il fatto che ho i prodotti dell'anno scorso che molto probabilmente mi sono rimasti. Comunque vediamo se riesco a combinare qualcosa durante questi saldi, ma a mente, ora o come ora, immaginando quello che mi serve, a parte il pennello di Kiko, non mi serve nient'altro. Poi, allora, io vi stavo dicendo che volevo chiudere questo vlog in questo momento, eventualmente se il giovedì che è la Befana, oppure la domenica dopo il 9 gennaio, che sono ancora aperti i mercatini, faccio qualcosina ancora riferito al discorso di Natale, lo vedrete nel prossimo vlog, così vi allungo le feste natalizie. Non so se vi piacciono oppure no, però a me personalmente vedere questi mercatini di Natale mi è sempre piaciuto, specialmente per i prodotti cibo, per quei gingilli di Natale che si trovano un po' dappertutto, per cui è sempre una curiosità e spero che vi possa far piacere. Se eventualmente faccio qualcosa il giorno della Befana o il giorno 9 gennaio, lo vedrete nel prossimo vlog, così avrete modo di prolungare le emozioni natalizie. Ok, allora io per questo wiki vlog tra mercatino e spesa io vi saluto e ci vediamo in un prossimo vlog. Ciao!